Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano Football Manager 2014, ragazzi, terza di campionato all'Elland Road, Leeds United Sheffield Wednesday. Allora raga, purtroppo c'è Ocampos infortunato per 10 giorni, quindi siamo un po' sfigati con gli infortuni. Abbiamo i giocatori, diciamo, in una forma buona, ma non incredibile. Qualche giocatore è sotto il 95, ma nel complesso non male. Al posto di Ledley c'è Murphy a centrocampo. E al posto di Austin Biondini, perché proprio erano stanchi. È rientrato Noble, è rientrato che era l'altro squalificato, se non ricordo, Diouf, e quindi insomma bisogna fare punti assolutamente, perché comunque le altre squadre viaggiano bene. Ok, allora. Comunque gli allenamenti vanno bene, sto potenziando bene, allora sui difensori centrali sto migliorando marcatura e contrasti, colpi di testa, perché io ci tengo ad avere comunque difensori bravi nelle tre cose più importanti, e poi finito questi cerco di migliorarli un po' nella velocità. Poi i centrocampisti, diciamo, cerco di rendere quelli difensivi ancora più difensivi, nel senso migliorare la marcatura, magari la corsa, la resistenza, così proprio dei rubapalloni, dei motorini di centrocampo devastanti. Per le fasce chiaramente cross e velocità, e per la punta finalizzazione, quelle stronzate là. Ok, buono, andiamo. Ci facciamo consigliare da Shevchenchino. A posto. Beh, voglio attaccarli subito a sti stronzi. Dello Sheffield. Vai. L'abbiamo visto senza problemi. Contro di loro sì, raga. Contro di loro sì. Vediamo una cosa però. Aspetta. Tribunale principale. No, scusate che voglio provare. Perché c'è il classico 2D è così. E il 2D è così. Quindi ragazzi, mi aspetto commenti per capire come volete. Intanto andiamo di ravvicinata. Vai! E inizia ragazzi, dai che dobbiamo assolutamente far bene. Dobbiamo fare bene, dai ragazzi. Abbiamo solo dei tre punticini in casa. Vai Martins. Diouf! Perché lagga sto stronzo. Proviamo con i pallini un attimo. Classico 2D. Vai. Nobel. Vedi, comunque un po' lagga lo so. Com'è possibile? Cioè, non può laggare, cazzo, è una grafica del PlayStation 1, porca mignotta. Dai, siamo già al 14esimo, cazzo, siamo già al 14esimo. Adesso proviamo in 2D così, vediamo come va. Watton, Doria. Doria per Murphy. Murphy a Noble. Noble a Biondini. Biondini, ma non capisco un cazzo così. Noble, vai, McCormack. Parata del portiere, non capisco un cazzo così. Non capisco niente. Andiamo di TV. No, la vicinata è meglio. Dai, fioi però, Biondini. Martins! Primo gol di Oba! Martins! 1-0 al 23esimo. E si gode. E si gode. Grandissimi ragazzi, grandissimi ragazzi. Dai, fioi. Wernock. Noble. Dai, Martins, ancora Oba, si è svegliato, palo! Palo di Martins, tira! Che cazzo di tiro è? Mamma mia, che tiro di merda. Che tiro del cavolo. Dai, fioi, che stiamo giocando abbastanza bene. Occhio. Marcalo, prendere bravissimo, Watton, dai, McCormack. Vai Martins è solo veloce ma può fare gol, Martins! Oba! Martins! 2-0, 2-0 di Oba, raga. Ma Nobel è distrutto, cazzo. Adesso lo dobbiamo togliere, Nobel al 66% purtroppo. Grande Martins, grande Oba Femi.
Grande Obafemi comprato dai Seattle. Energico. Continuate così. Tutti sono contenti, perfetto, però Nobel fuori dai coglioni perché sennò mi muore in campo. Mettiamo 88, mettiamo lui. Ok, vai Ledley. È un po' stanchino anche Ledley, però purtroppo è così. Grandissimo Oba, comunque grandissimo Oba. Beck, Murphy, Beck, Diouf entra in area, qualcuno deve tirare, Diouf, 3-0, El Agi Diouf. Mamma mia, finalmente vedo un bel Leeds alla terza, alla terza vedo un bel Leeds alla terza giornata. Molto bene, molto molto bene. È soltanto un assistente, ecco qua, ormai siamo, dai, finiamo stazione, poi andiamo a fare gli ultimi cambi e rallentare un po' il ritmo. Vai Watton, Watton per Doria, Cracker Doria per Murphy. Murphy ancora, si è visto poco però Murphy deve crescere. Vai McCormack, Biondini, Ledley, Watton, Warnock. Vai, come teniamo palla come voglio io, Biondini, il Biondi, il McCormack, attenzione Martins! Tripletta di Oba! Martins! Grandissimi ragazzi. Allora, proviamo Paul Green qua. E poi mettiamo Christopher Kramer per Murphy. Molto bene, andiamo. Adesso rallentiamo anche il ritmo. 4-0, mamma mia che prestazione. Controllo. Rallentiamo il ritmo. Tanto ormai la vittoria è nostra. Mamma mia quante squadre, che ci sono 24 squadre, ce ne sono una roba incredibile. E si va a vincere 4-0 all'Elland Road, Leeds 4, Sheffield Wednesday 0, dominio puro. Bella vittoria ragazzi, ben fatto, tutti contenti, MVP Obafemi. Sì, Obafemi ha fatto una partita strepitosa, adesso andiamo anche a elogiarlo perché veramente ha giocato bene. 18 tiri a 3, un dominio, siamo già al primo posto, il problema è che sono solo 3 giornate. Grande. Ok, Martins e la ciliegina, andiamo da Oba, conversazione privata, prestazioni, complimenti per l'ultima partita. Ok, buono, perfetto, conferenza stampa. Questa facciamo solo una conferenza stampa, dai, una a video. I tifosi l'apprezzano. Oggi ha segnato il suo primo gol in campionato per la squadra. Quanto è importante il gol di Martins, è di fondamentale importanza. Oba Femme è stato stupefacente. Non voglio discutere del mercato. E ciao. Buono raga, andiamo. No, ancora appassionato. Sembra non avere interesse nel porre fine a questa recente polemica con te. Ma che cazzo vuoi? Ecco, mi interessa quello della mia squadra. Delle altre squadre me ne fotte niente. Ok ragazzi, andiamo insomma contro l'Ipswich Town. Questa è una partita da vincere anche perché voglio fare bene fuori casa, visto che secondo me comunque le stagioni in Serie A o Serie B insomma si portano a casa con le vittorie in trasferta. Abbiamo la formazione tipo, tranne il buono Campos che si è fatto male, porca miseria. Allora, ok, qua come sempre consiglia Shevchenchino. Ok, stiamo su. Proviamo offensiva anche fuori casa. Energico, facciamo cantare i tifosi, ragazzi. Per i tifosi che sono venuti fino a qua. Al Natalie Portman Stadium. Dai, vediamo se forse magari con Fraps va meglio rispetto a Shadows. Attenzione, Diouf ancora, Diouf! Mamma mia, che punizione di Diouf! Tornato con Shadow Play perché Martins 2-0! Perché con Fraps ne andava ancora peggio, vabbè. Ci sono i bug di Football Manager che con una grafica così dà problemi. Proverò a abbassare magari
la sincronizzazione verticale e bloccare gli FPS a 30, vediamo se magari così funziona. Guarda fake ace, giocatori con la maglia sporca, è bellissimo Martins. Dai, stiamo trovando la quadratura del cerchio. Comunque già i difensori stanno... Doria sta già migliorando tantissimo, ragazzi, ha già aumentato di 1 la marcatura. Vai Watton, bravissimo Watton. Dai che sbagliano, vai Martins, vai Oba, sbaglia, anzi la devi al difensore. Buono, ma dopo 15 minuti un Leeds United straripante, e si gode. La Championship inglese, la Serie B inglese è la più difficile probabilmente. Dopo c'è la Serie A italiana, perché comunque la Serie A italiana è sempre stata competitiva, ma la Championship è praticamente un campionato di Serie A di qualsiasi altra nazione. Occhio gol, mamma mia, grazie portiere. Grazie portiere, dai che con noi dobbiamo giocare un calcio offensivo, abbiamo una squadra offensiva, anche perché i tre centrocampisti coprono abbastanza bene, ecco appena detto, gol, mamma mia, grandissimo, vai, stiamo un po' soffrendo, chiaramente adesso l'Ipswich prova il tutto per tutto, prova già a fare almeno un gol, bravi, vai Diouf ragazzi, vai Diouf, dai Diouf, Martins, l'asse, no, fuori gioco di Oba, fuori gioco del piccolo Oba, qua. Aspetta, andiamo con i consigli di Shevchenchino. Ecco, vai, marchiamoli. Edwards. Fiore marchiamo però. Ma attenzione, c'è ancora Sommers. Mamma mia, o Summers, o come cazzo volete voi, mamma mia. Attenzione sulla linea! Buttala via, che culo. Buttala via, mamma mia, che sofferenze. Che sofferenze. Blackpool 1, Reading 1. Dagli altri campi, noi siamo 2-0 al 30esimo, i giocatori sono sporchi, attenzione, vai, McMurnog, attenzione Martis, Oba, Martins, doppietta di Obafemi, 5 gol in 2 partite per Oba che ha 13 in finalizzazione ma domina ragazzi. Perché ha una velocità straripante, c'è poco da fare, infatti per quello ho puntato su Oba. Oba Femi para papa. Oba Femi para papa. Dai che arriva un buon 3-0. Dai che la squadra c'è. Qua vediamo. Sì, finché è da marcare giocatori va bene. Continuate così. Possiamo stare su controllo perché non mi voglio stancare troppo. Anche per la prossima è contro lo Stoke in Coppa di Lega. Quindi la vedo un po' dura. Allora facciamo un po' di turnover. Nobel fuori. Ed entra il biondo. E mettiamo anche Kramer per Lidley. Ok. Quindi questi due cambi, fatti il terzo. Purtroppo in attacco ho un po' problemi che con Ocampos fuori, una squadra corta, spero di non pagarla nella seconda parte. Occhio Criswell. No, attenzione, gol. Gol di Noble. Noble 1-3, Ipswich 1, Leeds 3. Non voglio prendere sti gol, porca zoccola. Rallentiamo il ritmo e controlliamola. Teniamo palla e controlliamola, ragazzi. Controlliamola. Adesso il prossimo cambio levo Cracker Doria. Che deve riposarsi, cazzo. Al 70esimo facciamo il terzo cambio, vai. Kramer, Hostin. Fiori, ragioniamo. Bravo Warnock, ma ancora Ipswich. Ancora Ipswich Town. Chambers, Iam. Gol, mamma mia, il portiere però mi sta salvando il culo abbastanza, eh. La cosa è un po' troppo ufficiale per i miei gusti. Ok, la squadra comunque va bene così, cioè io sono uno fedele al mio modulo, cambio non sempre, quantomeno cerco di adattarlo ai giocatori che ho. Mettiamo Lees, vai. E dalla prossima torna anche titolare. Cercando di provare anche i giocatori per capire un po' come giocano, chiaramente comunque Watton non è male. Vai Diouf, buttala... No, vabbè, giustamente, dobbiamo rallentare il gioco, va bene così ragazzi, back sotto il diluvio! Tiro in curva purtroppo. Dai, settantesimo, portiamocela a casa, Fiori, portiamocela a casa.
Edwards recupera palla, però ancora Les per Biondini. Il biondo per Austin, cazzo era fallo, fuori gioco, no! Noble, grandissimo Doria, mamma mia, Paolino Doria. Mamma Cracker Doria, ragazzi. Cracker Doria la voglio portare in alto, voglio far diventare un nuovo Thiago Silva. 8 gol. 3-2, adesso si soffre. 3-2 e adesso si soffre. Cazzo! Forse mi ho sbagliato io, non dovevo controllarla troppo presto, mi sono difeso troppo presto. Vai Doria, vai Kramer. Ancora bravo. Sotto il diluvio, ragazzi. Vai Kramer, ti prego non sbagliarla. Bellissima per Oba. Vai Oba, vai Oba. Fallo qualcosa, Biondini, miracolo di Lach. O Lach, come cacchio si dice. Non ci voglio credere, questo era... No, no, la cagata, Noble, gol. Madonna, cosa fa il portiere, Fioi? Cosa fa il portiere? Cosa ha fatto il portiere, ragazzi? Stiamo soffrendo come dei disperati. Back, Diouf. Istruzioni qua. Disturbate gli avversari, facevamo assolutamente e disciplina. Ok, state nelle vostre posizioni, ragazzi. 8 gol. Ma puttana troia, da 3-0, ma Dio Cristo, ma... No, guarda, è inaccettabile. Inaccettabile quello che è successo. Inaccettabile. Pazzesco. Cosa ho buttato via? Cosa ho buttato via? Tanto io purtroppo mi sono difeso presto e ammetto il mio errore, però Fioi, sveglia, Dio Cristo! Adesso provo l'offensiva, sti ultimi secondi. Guarda, cosa da 3-0. Da 3-0. Vai Austin, vai Biondini, vai Kramer. Occhio ragazzi, sveglia! No, ma che cazzo fate? Ma siete rincoglioniti? No, mi sento alla fine partita, mi sento alla fine partita sti stronzi. Mamma mia, no, Fio, cioè, io sono un allenatore abbastanza pazzo. O si fa come dico io, o potete morire, dai. Vaffanculo, 3-3, da 3, guarda. Non ho parole, non ho parole. L'unico errore che ho fatto, non sono felice della prestazione. L'Edrink è stato va a cagare, va, milione in campo Martins, no, Fio, comunque ho capito che la mia squadra non sa difendere, cioè, può solo attaccare 22 tiri a 11 ho subito. No, questo è proprio incredibile. Incredibile. Sarà dura ragazzi, qualche acquisto in più. Siamo secondi. Luddersfield è primo. Guarda che campionato, va bene, dai, siamo ancora all'inizio. Adesso c'è Coppa Carling Cup contro lo Stoke City, squadra di Serie A, ci apparemo e bombe. Andiamo. Partita impossibile con lo Stoke, squadra comunque di Serie A, speriamo bene, giochiamo anche fuori casa. Speriamo di fare le imprese, i giocatori stanno bene, sono tutti felicissimi perché ho fatto una piccola riunione, tutti condividono il fatto che possiamo passare e che possiamo andare in Serie A. Attenzione Diouf, mamma mia, comunque è entrato Campos, tutti i titolari, solo che c'è lo Stoke una buona squadra, anche Peter Crouch, quindi c'ho giocatori di livello superiore nell'insieme. Però noi siamo una buona squadra, secondo me ce la possiamo fare con un po' anche di fortuna. E sono stati sfigati nel sorteggio, potevamo beccare chiunque, andiamo a beccare una squadra di Serie A. Vabbè. Questo è il calcio, vai, Digne. Ireland, Digne. Grande portierone che ha fatto belle parate l'ultima partita, però quel 3-3 da 3-0 veramente una cosa insopportabile. Martins, il cecchino Martins, mamma cosa ha preso. Chiaramente siamo in contropiede, giochiamo in contropiede questa partita, non mi permetto di attaccare comunque rispetto dello Stoke. Siamo noi sfavoriti, siamo fuori casa Diouf, Austin, stiamo giocando bene però, stiamo giocando bene. C'hanno anche Arnautovic, sì, hanno dei giocatori comunque buoni. Poi tra un'esperienza, Warnock. Vai Martins, ma non ve li stiamo giocando su Martins, io l'ho detto ai ragazzi, Martins! Non ha finalizzazione, perché per un attaccante 13 è poco, non ha tecnica che ha 11 o 12 se non ricordo, ma ragazzi, 19 di velocità te la becchi tutta e Oba porta in vantaggio il Leeds, calma dopo il 3-3 di campionato, che poi il campionato inglese è il più difficile, comunque andare in Inghilterra è sempre complicato. Grandissimo Oba, che ha fatto Oba fine primo tempo, ragazzi sono tutti, dai buono, morale buono, dai.
energico. Mi piace, sono delle cose avanti così, giuro che se passiamo in coppa, ciao, viene giù lo stadio, viene giù tutto. 80, 79, Austin è morto. Cazzo, sono tutti stanchi però, eh. Allora, qua bisogna mettere Adam White, Warnock è troppo stanco. E bisogna levare anche Austin e mettere il biondo. Vai biondo, vai biondo, vai biondo. Dai ragazzi, vi prego, portiamo a casa l'impresa. Anche perché l'obiettivo è arrivare almeno al terzo turno, l'obiettivo della dirigenza, e la barra della dirigenza comunque non è alta, eh. Ho tanto da dimostrare. Dai fioi. E quel 3-3 dai, mi sta troppo in culo. Occio, ti prego. Gol. Ma va a cagare, ma guarda che gol di merda che ho preso. 1-1. 1-1 dello Stoke. Steven Zonzi. Dai, porca mignottona, dai. Ocampo sta facendo poco, Ocampo è stanco anche. È stanco. Purtroppo è stanco Campos. Cosa possiamo fare? Ma sono no, non mi sono neanche portato dietro. No, non ci voglio credere. Brutto errore. Niente, Campos deve giocare per forza, questi errori non li posso fare però. O forse la squalificata, se neanche non mi ricordo, sono talmente incazzato. Dai, White, biondini. Occhio Wilson, bravissimo. Prendila però. Harland, Wilson. Però se la stiamo giocando bene, cazzo. No, Crouch. Grandissimo. Portiere forte, eh. Me l'ho consigliato bene. Roba nostra. E si va ai supplementari. Basta un gol per vincere, cazziamolelo sto gol, cazziamolelo. Chi è il più stanco? Togliamo Nobel, Doria. Doria non ce la fa più, meglio mettere un difensore. Vai. Però che cuore ragazzi, che cuore sto Leeds. Vai raga, vai, il gollettino stupido, dai back. Vabbè. Out. Ocampos bravo che è morto, anche Nobel, back, vai Ocampos distrutto, Lidley, Nobel, back, mettila in mezzo, provaci Lidley, back, vai Ocampos, gol di Martis, è gol di Oba, ancora lui Martis, andiamo di... No, beh, meno no, cazzo, stiamo calmi. Ti prego, rallenta sto ritmo. Eh, disturbate gli avversari. Vi prego, teniamo duro se vinciamo con lo Stock, viene giù tutto, fioi. Viene giù tutto se vinciamo con lo Stock. Madonna Martins che è in un periodo colossale, Oba. Il piccolo Oba. No, Adamo ed Eva, gol. Grandissimo portiere. Adesso è una vittoria importantissima di prestigio, cazzo. Occhio, buttala via, portiere, bravo. Dai, no! Diouf, entra in area, rigore, cazzo è rigore, calcio di rigore per il Leeds, ti prego segnala, ti spacco il culo. Ah, Monito poteva buttarlo anche fuori, cazzo, era da dietro. Dai, fioi, dai, Nobel, parata, non ci credo, parata di su, no, non che credo. Cosa ha sbagliato il rigore Nobel, non ci voglio credere. Non ci voglio credere, era il gol della vittoria, l'ha sbagliato. Ha sbagliato il rigore. Fine del primo supplementare.
Vai. Relax, vi prego, relax. Dai un po' di relax. No, finisco più io, quello che devo dire l'ho detto ai giocatori, adesso tocca a voi, siamo tutti che cazzo succede? Infortunato Martins, Dio santo. Eh. Rotto Martins, fio, hai rotto Martins. Rotto Oba. Rotto Martins purtroppo. Porca miseria, che non ci voleva. Speriamo sia nulla di grave. Vi prego, 3 minuti mancano, 3 fottutissimi minuti. Buttali giù, buttalo giù, buttalo giù. Buttalo giù. Dai che perdi tempo, perdi tempo, perdi tempo. Non è che devi perdere tempo. Che cazzo fa il portiere? Oh, un pazzo, back. Biondini. No, Biondini non puoi bravo, però recupera. Ledley. O Campos, vai o Campos, vai o Campos, vai o Campos, o Campos, gol no! Cazzo Campos, non puoi sbagliarmele la squadra è morta, però in campionato faremo cagare secondo me. La squadra è morta, ma sembra una vittoria di prestigio, cazzo. Diouf, Diouf, tira! Chiudiamola, gol! Gol di Biondini! Gol di Biondini e siamo al terzo turno! Come voleva la dirigente, si batte una squadra di Serie A, cazzo! E porca miseria, grandissimi, però perché quel 3-3? Perché quel 3-3? Perché ho fatto 2 pareggi in campionato schifosi. Occhio, dai, è mai finito attacco. Buttala via Paolo, Diouf. O Campos, o Campos, o Campos, o Campos. Bravo Campos, va bene, dai che è finito. Dai, 2 di recupero ai supplementari, ma che cazzo è? Dai, perdi tempo, dai che è fatta, dai che è fatta, dai che è fatta. Dai, che speriamo di avere un po' di culo. Buttala via, bravissimo Beck, bravissimo. Ed è finita! Al Britannia Stadium, impresa titanica del Leeds. Impresa titanica, energico. Davvero fantastico ragazzi, adesso però speriamo bene di Martins, cazzo, sono un po'. 33 tiri a 10 con lo Stoke. Che cazzo. Grandi, grandi, grandi. Adesso dimmi che Martins si è fatto poco male, ti scongiuro. Tanto il Milan è passato in. No, si è passato in Champions League, ma com'è? Allora, dopo partita. Vogliamo Martins, ti prego? 6 settimane. 6 settimane. Porca puttana. Penso una partita per volta. Vabbè ragazzi, adesso vi faccio l'intervista. Bene, in campionato così così, 2 vittorie in casa, 2 pareggi fuori casa, però in Coppa di Lega, in Coppa Carling Cup, in Capital One, miracolo, siamo riusciti a vincere contro una squadra di Serie A fuori casa, raga. Un saluto del Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.